un incidente? Incidente cosa? Auto, moto? Quello del moto l'ho visto sbalzare, sbalzato. Va bene, lo vede cosciente, lo vede muoversi? Non lo vede muoversi. Ok, lo vede per caso respirare, che respira? Non respira. Certo, l'ambulanza sta arrivando e adesso vedo di mandargli anche l'elicottero in supporto. Ecco il dietro le quinte di una chiamata. Siamo a Treviso, nella sede appena inaugurata del servizio di emergenza-urgenza su M118, che insieme all'elisoccorso completa la struttura ultramoderna nell'area dove presto sorgerà la cittadella sanitaria. A taglio del nastro, il governatore del Veneto, Luca Zaia. Qualcuno mi dice, vabbè, avete risposto bene al coronavirus, non vi siete problemi, la sanità non si tocca, no, la sanità va toccata tutti i giorni. Pensate che adesso sta arrivando l'intelligenza artificiale, abbiamo i telefonini che ci danno la percentuale di ossigeno nel sangue, ci danno la saturazione, ci daranno la glicemia, il colesterolo, voi viene da ridere, vedrete che accadrà questo. I nostri pazienti arriveranno già con una sorta di anamnesi che si sono fatti da soli e noi dovremmo aspettare con un'altra mentalità. Il che non vuol dire che i medici non servono più, ma lavoreremo ancora meglio, saremo ancora più performanti. Treviso è stata una realtà che ha sviluppato i day surgery e dei hospital ante litteram. Oggi significa che il tasso di ospedalizzazione per molte patologie è molto basso. L'età media di una donna in Veneto è 93 anni e 6 mesi. Il bimbo che nasce oggi in Veneto ha un'aspettativa di vita da centenario e quindi abbiamo un programma sanitario per un centenario. Noi ci siamo su questa partita e bisogna continuare ad andare avanti. La nuova sede del SUM è costata circa 8 milioni di euro e si inserisce nell'evoluzione del sistema emergenza sanitaria operato dalla Regione del Veneto ed è concepito e realizzato considerando le inevitabili aggiunte e varianti tecnologiche che lo scenario del soccorso richiede. La centrale operativa Treviso Emergenza è in contatto con tutte le strutture sanitarie della provincia di Treviso, delle altre province del Veneto, interscambia e memorizza in forma cronologica ogni evento, dal tempo di risposta dell'operatore 118 fino all'arrivo dell'ambulanza al pronto soccorso. Dalla bicicletta all'elicottero, gli infermieri dispongono di ogni tipologia di trasporto per rispondere prontamente a chiamate da qualsiasi luogo.